Spesso abbiamo parlato di relazione al luogo. Si può precisare ciò che è un luogo che è concernato da evole che non parliamo ora, bene di un villaggio di Agorsica. Temo fogli che spiegano l'organizzazione di un luogo e l'organizzazione di uno mondo. Spiegano per esempio che certi luoghi sono considerati come essendo limiti, e dunque limiti da branca tra un mondo di l'umano e un mondo di divinità, tra un mondo di vivi e un mondo di morti. Dunque ci sono luoghi particolari, sono spesso marcati, insegnati da Petri, che noi diciamo sacri, Stantari, Stazzoni, Tarmini. Dunque sono luoghi limitati che permettono, che mostrano che c'è una porta tra i mondi e che spiegano giustamente l'organizzazione di un territorio usano. Dunque, non da chi vede con un Banello che dice che qui finisce a Bieve, che qui principia un territorio di un altro paese, di un'altra comune. C'è un'imbricazione, c'è un intreccio di territorio mica. C'è un intreccio di territorio, ci sono limiti comunque che sono presi in conto, limiti che sono awali amministrativi, ma che erano di noi limiti culturali tra paesi, e poi ci sono altri limiti che sono più legati a una simbolica di un mondo che spiegano che si luoghi qui sono pericolosi perché sono luoghi in cui si esprimono altri poteri che sono che vanno al di là di capacità umane a maestrare giustamente questi poteri qui. Ci sono luoghi di morte, ci sono luoghi di vita, ci sono luoghi di trado, e c'è un intreccio tra questi luoghi qui. Ma se lo si vede cose in questa maniera così che è proprio un'idea attraverso questa definizione, questa spazzata generale. Non si perde mica la nozione di limite geografico o culturale, come admettiamo, che vuole dire tanto definisce la Corsica, definisce l'Italia, l'Africa. C'è una geografia particolare a Gorse a chi ci va ci guida farà lo stesso in qualche minuto e siamo in altezza e poi dopo ci ritroviamo muovendo. Dunque c'è comunque una maniera di camminare particolare alla nostra geografia e tanto ci sono luoghi di passaggio, limiti, termini, momenti di branca che sono indiati dalla geografia. Ciò che non si può perdere adesso è la capacità a capire un potere legato a un luogo. E vero che quando si tratta di toponimia c'è una perdita culturale, una perdita di capiscitura di questi nomi che rappresentano di noi la storia di uomini di questi luoghi qui. E tanto qui la perdita è reale. Allora, si può precisare per noi chi sono i limiti, ciò che li rappresentano al di là, diciamo, di un limite materiale, come si sa che qui admettiamo c'è un limite che è rappresentato da un fiume, si sa che non si può mica andare nell'acqua di un fiume come lo si vede nella terra, e anche nella terra molle o a terra di scoglio, non sono mica le stesse esperienze, diciamo, sessuali, si può dire. Di un corpo, di una persona umana. C'è altro affare che questa, c'è un'altra dimensione
si limiti, questa esperienza geremo-fisica di un mondo, c'è un'altra dimensione. E chi si appoggia a questa geografia particolare, c'è di noi a nostra capiscitura di un mondo che presenta giustamente un mondo come essendo un intreccio di parecchi mondi. Viene a dire che parliamo di limiti, parliamo di fiumi, per esempio, va tu di Franca un fiume, arriva a tocca un altro mondo, francando. E di maniera simbolica, va tu di Franca un fiume, permette di relegare due mondi. In nostri gridi e ciò che presenta in noi voli, c'è una maniera di presentare un mondo che mette in relazione un mondo di vivi, un mondo di morti, un mondo di umani, un mondo di potenze soprannaturali. E tanto i voli, e per questo che parlo sempre di alle in un luogo, permettono di capire il luogo stesso, ma permettono di capire che in un nostro spirito non c'è mica limiti che non si può mica branca. C'è sempre un intreccio tra questi mondi e dunque c'è una presa in conto di a presenza di morti, per esempio, o a presenza di un mondo soprannaturale, a antaloghi che sono limitati di maniera più reale, ma di maniera geografica, per esempio. Dunque un ponte, un fiume, una bocca, hanno essa limiti reali, passati da un mondo all'altro, da un regione all'altro, ma hanno essa di noi di maniera simbolica una limita tra un mondo di vivi e un mondo di morti, o un mondo di umani e un mondo di altre potenze. Quando si franca, quando si passa da un luogo all'altro, e gli stessi quando si passa da un mondo all'altro, admettiamo, quando ho in un luogo non conosco mica, cerco a quel che sia che mi può far passare, no? Esiste un personale che permette il passaggio o no? In i voli c'è sempre, quando c'è un viaggio, un cammino, Nanta si fiumi, nanta si ponti, nanta si ocche che può dire? Allora, non si punti particolari, di maniera generale c'era sempre, quando si branca qualcosa, qualche precauzione a pida, lampatre petri in fiume, per esempio, per capire i spiriti che saranno qui, che c'è una presa in conto giustamente della sua presenza. O va tu di stupanna, qua di no, para uso franca. Donc di maniera simbolica, ma in un cammino reale. E poi in un altro mondo, un po' limitato tra il mondo di vivi e il mondo di morti, abbiamo un mondo di sogni, ben inteso, e tanto su sta limita qui, tra questi due mondi, permette un passaggio, un franca, e ci sono parecchi personaggi che sono in capacità di accompagnare uomini da un mondo all'altro e che hanno la capacità di rivenire, di passare da un mondo all'altro, ma di rivenire, mica di maniera formale. Portano un nome o no? Sì. Per ciò che tocca al mondo di sogni, ci sono i mazzeri, ben inteso, che hanno il suo ruolo di portare l'anima di morti in questo mondo e che rivengono dopo. Tanto ciò che è interessante in questo vatughi è il passaggio da un mondo all'altro è avversato da un spirito di un uomo vivo, dunque un mazzero, e è importante di noi di farlo francare perché non venisse mica nel mondo degli umani. Tanto il franca da essa importante in un vatughi a persona che ha amore deve toccare il mondo e firmare il mondo. Dunque c'è una possibilità di passaggio da un mondo all'altro, ma c'è anche un accompagnamento. Non capisco mica qui. Un mazzero accompagna. Yeah.
Facci branca. A qualche sia che va a branca perché non buttessi mica, ma è l'olta. O Mazzero va no mundo di morte a portare o spirito di l'uomo cadamore in suo mondo qui. O spirito, e dunque l'anima, toccando questo mondo qui, se ne vermagola, e tanto l'uomo se ne muore, perché non può mica campare senza anima. No, ma è un Mazzero. È un Mazzero, è un... Ta un ruolo e la capacità di andare da un mondo all'altro per via del mondo di sogni. Dunque c'è un vivo che diventa morto per via che un Mazzero l'accompagna e un Mazzero volta. Ma non dico che io fondo un Mazzero non importa quale. Ci sono persone che hanno su dono di poter andare da un mondo all'altro e che hanno una capacità a capire i suoi sogni, a capire il suo ruolo. Tutto ognuno su un'idea, ma i Mazzeri sono persone che hanno un più questa particolarità e questo ruolo di portare i morti nel suo mondo. Qui c'è una difficoltà per diciamo, ragionalismo proprio ragionale così, c'è una difficoltà perché questo è di qui o è di qua là? No, di lui a tempo, no? Un Mazzero. Un Mazzero è un uomo vivo, normale, che ha in sogno questo ruolo, questa capacità di portare l'anima di cui luogo d'amore in un mondo di morte. Tanto senza anima la persona umana non può campare e si ne muore. Allora a credenza a vede popolare sa concia di sa doppia natura, questa doppia natura a risente a spiccanza tra diciamo la vita reale come campa a occhi aperti e poi dopo la vita di sogno come campa dormendo. Ciò che è interessante è che giustamente il mondo di sogni ha un ruolo nella vita reale dell'umano, posto che questo passaggio simbolico ha un peso nella realtà dell'uomo, il fatto di francare lo spirito e l'anima della persona che d'amore ha provocato la sua morte. E c'è questa credenza qui che è importante perché noi sappiamo che adesso è branca in un altro mondo che fa scambiare di statuto a persona umana. E tanto si tratta qui di credenze, si tratta qui di anziane religiosità forse. E per questo questo fatto è difficile da far passare, non siamo mica entrati ai voli per via di questo personaggio qui. Sono persone reali che hanno un ruolo particolare e che mettono in scena ben intesa la nostra capiscitura di morte. E tanto è difficile, non si può mica adoperare questo personaggio qui, per esempio, anche cité di scuola, posto che si tratta di morte. E ciò che può essere pericoloso, giustamente, per la nostra trasmissione, adesso è fatto di trasformare questi personaggi qui in personaggi di letteratura cittadina, per continuare a trasmettere qualcosa che ci pare importante. Tanto qui c'è un passo, non ce l'area mica branca. Non sono mica personaggi di letteratura. Sono rappresentanti a un momento dato una potenza che spiega la nostra capiscitura di amore.